Buonasera a tutti, benvenuti a questa conferenza che parlerà di un argomento particolarmente interessante, anche se particolare. Le relatrici di oggi sono Daniela Caracciolo, che è responsabile del settore biodiversità dell'ARPAL, e Maria Chiara Chiantore, che invece è una docente universitaria, docente di ecologia e esperta di studi su animali che vivono su rocce e come tramandare e sviluppare questi animali che soprattutto in molti casi subiscono dei processi di morte estesa e quindi scompaiono in certe aree ecologiche. Il titolo è Life Pinna, un meraviglioso viaggio tra sfide e opportunità. Parleranno di pinne, non le pinne da subacqueo, ma invece parleranno di un bellissimo animale, un grosso bivalve, un mollusco bivalve, alto diverse decine di centimetri, che era molto diffuso sia nel Mediterraneo che in altre aree e che poi invece ha subito dei processi di morte e di degradazione dell'ambiente che ha portato quasi alla scomparsa di questo organismo. Il loro progetto è centrato sulla possibilità intanto di trasferire soggetti sani, se ho capito bene, in aree dove erano scomparse queste pinne, ma anche di studiare lo sviluppo embrionale di questi organismi, di questi molluschi, in modo da far fare dei piccoli da poi trapiantare, portare per ripopolare alcune regioni. Direi che hai raccontato tutto. Sì. Ho detto tutto. Il progetto Life Pinna riguarda 4 regioni italiane più una zona slovena. Non parlo più. Adesso lascio la parola per prima a Daniela Caracciolo. Il microfono ce l'ha. È acceso, sì. Grazie, ha sintetizzato prego. alla perfezione, grazie. Buongiorno a tutti, sì, io sono Daniela Caracciolo, appunto sono responsabile del settore biodiversità e progettazione europea dell'ARPAL. All'interno di questo settore c'è anche l'ufficio progetti europei e per questa ragione sono coordinatrice di questo progetto e oggi insieme alla professoressa Maria Chiara Chiantore dell'Università di Genova vi racconterò appunto una parte di questo meraviglioso viaggio tra sfide e opportunità che abbiamo fatto partecipando a questo progetto. Ok. Allora, questa innanzitutto è un po' la carta d'identità di questa specie, per capire perché abbiamo scelto. Ok, si sente poco? Ok, va bene, poi se non funziona lo tengo in mano. Per capire perché abbiamo scelto questo animale. Allora, intanto appunto Pinna nobilis è un mollusco bivalve, quindi è di quegli organismi con la conchiglia fatta diciamo da 2 valve che si aprono e si chiudono, ed è endemico del Mar Mediterraneo, okay? Quindi si trova solo nel Mediterraneo. Ci sono altre specie del genere Pinna che si trovano altrove, ma Pinna nobilis si trova solo nel nostro Mar Mediterraneo, e una delle sue caratteristiche è che può raggiungere dimensioni notevoli fino a 1,20 m, quindi quando sta particolarmente bene, insomma, una conchiglia, un bestione, ecco, una conchiglia rilevante, anche se poi diciamo che mediamente in condizioni normali, quando sta bene, in condizioni comunque di benessere, raggiunge dimensioni sui 60-65 centimetri, ecco. Chiedo conferma ogni tanto alla professoressa. Vive tipicamente nei fondali sabbiosi, il suo habitat di elezione, cioè quello che preferisce, sono comunque le praterie di fanerogami, quindi tipicamente qua da noi le praterie di Posidonia, e anche se in alcuni casi alcuni individui si possono insediare anche su substrati più rocciosi, se trovano diciamo il contesto giusto. Poi le conchiglie si ancorano al substrato con un filamento che si chiama bisso.
si riproduce durante il periodo estivo, emettendo i gameti in acqua, questa emissione si chiama spawning, e una peculiarità è che è una specie ermafrodita successiva, cioè nel corso della vita cambia sesso, quindi è una specie che ha quindi, diciamo, un'importanza notevole dal punto di vista ecologico per il nostro mare, sia perché è un filtratore, quindi essendo una specie di così grosse dimensioni pulisce l'acqua, contribuisce a tenere l'acqua pulita, indubbiamente. È una specie che viene chiamata non a caso costruttore di habitat. Ecco, questo è abbastanza emblematico, questa denominazione, perché effettivamente crea praticamente una nicchia, cioè un habitat a sé stante con caratteristiche diverse dall'ambiente circostante. Sopra la sua conchiglia crescono delle piccole alghe, vivono dei macroinvertebrati, all'interno vivono degli individui commensali, dei piccoli granchi, dei gamberetti, quindi insomma si crea un vero e proprio ecosistema a sé che è separato, è diverso comunque dal contesto, dall'ambiente che sta intorno. Inoltre è una specie ombrello, quindi tutelando questa specie automaticamente se ne tutelano a cascata altre. Ed è una specie bandiera, cioè una specie iconica che per chi conosce il mare rappresenta comunque, è sinonimo di mare pulito, di un ecosistema sano, ecco, in buone condizioni, in equilibrio. Quindi insomma le ragioni per tutelarla sono notevoli. E perché appunto tutelarla? Perché appunto è una specie in grossa difficoltà. Ci sono state in passato, adesso vedremo un po' l'iter perché in questo momento è tutelata in maniera rigidissima, in passato ci sono state delle pressioni da parte dell'uomo notevoli che sia per ragioni, diciamo, di alimentazione, sia per collezionismo, sia perché il bisso di cui parlavo prima è formato da una sostanza che veniva utilizzato come fibra tessile, quindi veniva chiamato addirittura seta di mare, ma per tessuti, diciamo, nobili, ecco, molto simili alla seta, per la creazione di manufatti anche in ambito artistico, e poi indirettamente per una pressione sul suo habitat di elezione, quindi le praterie di Posidonia, in generale le zone sabbiose, a causa principalmente della pesca a strascico che ara decisamente il fondale, l'ancoraggio stessa cosa, le costruzioni costiere che creano un'alterazione a livello di idrodinamica dei fondali, creando anche qui delle problematiche alla sopravvivenza delle praterie di Posidonia, e poi l'inquinamento che indirettamente agisce soprattutto sullo sviluppo larvale di questi animali. Quindi per tutte queste ragioni non so dove devo puntare, però ok, adesso va. Per tutte queste ragioni già dalla fine degli anni alla fine degli anni 80 questa specie ha subito una drastica riduzione e sono state intraprese delle politiche di protezione, principalmente, diciamo, è stata inserita nell'allegato 4 della direttiva Habitat. La direttiva Habitat è il principale riferimento normativo a livello europeo per la conservazione della natura, è stata emanata appunto nel 92 e nell'allegato 4 ci sono inserite, diciamo, una serie di specie per cui sono state previste delle misure rigorose, molto rigorose, su tutto il territorio dell'Unione Europea, indipendentemente dalla presenza di aree protette o con vincoli particolari di tutela. Poi è stato inserito anche all'interno dell'annesso 2 della Convenzione di Barcellona, che è la convenzione appunto per la tutela del Mar Mediterraneo dall'inquinamento. Allora, a seguito di queste misure la specie si è ripresa fino purtroppo al 2016. Dal 2016, ora vado un attimo avanti poi torno indietro, dal 2016 si è verificata una moria che a partire dalle coste spagnole si è diffusa rapidamente in tutto il Mediterraneo, ma con una velocità incredibile, perché tenete presente che nel giro di un anno, tanto per dare qualche numero, in Spagna le popolazioni si sono ridotte del 99%, nel 2017 erano ridotte del 99%, quasi scomparsa, e nel giro di 5 anni si stima che si siano persi in tutto il Mediterraneo più di 300.000 individui, quindi insomma sono numeri veramente molto grossi. Per questa ragione, torno un attimo indietro, attualmente la specie è inserita nella categoria
categoria pericolo critico dell'IUCN. L'IUCN è l'International Union for Conservation of Nature, cioè l'Organizzazione Internazionale per la Conservazione della Natura, che è una ONG svizzera che detta le regole praticamente a livello internazionale sullo stato di conservazione degli animali, delle specie in tutto il mondo, dei viventi in tutto il mondo. E questa categoria, pericolo critico, è la più grave, poi c'è l'estinzione, quindi questa specie in questo momento è classificata in pericolo critico, quindi vuol dire che è davvero davvero a rischio. Ecco, quali sono le cause di questa pandemia? Inizialmente la colpa è stata data a questo protozoo, quello che è evidenziato, il primo di quella lista, Haplosporidium pinne, che è un patogeno che attacca il sistema digerente dell'animale portandolo alla morte. Però poi studiando l'evoluzione di questa malattia ci si è accorti che probabilmente si tratta di una malattia cosiddetta multifattoriale, cioè intervengono tante cause diverse, probabilmente altri organismi patogeni, qui ne sono elencati alcuni, ma sono virus, batteri, funghi. Si è visto che anche la temperatura dell'acqua potrebbe avere un ruolo magari nell'accelerare determinati processi, non magari nel determinare in maniera assoluta l'insorgenza della malattia, ma sicuramente un'alta temperatura dell'acqua, come è la tendenza in questo momento in corso a causa del riscaldamento, del cambiamento climatico, sicuramente può accelerare questo fenomeno, mentre le acque più fredde lo possono rallentare. Però non c'è ancora una certezza, gli scienziati non hanno ancora raggiunto, diciamo, un livello di conoscenza tale da poter determinare in maniera assoluta qual è la causa. Ecco, per questa ragione è nato il progetto Life Pinna. È un progetto che ha avuto, io adesso parlerò al passato perché il progetto in realtà ha avuto una durata di 4 anni e si è concluso a fine settembre di quest'anno. È cominciato a ottobre del 2021 e si è concluso adesso nel 2025. Aveva un budget rilevante di quasi 3 milioni di euro, cofinanziato dai partner per il 40% del suo importo, e ha coinvolto 7 partner, 6 italiani e 1 sloveno. ARPAL, che io rappresento, è stato il partner coordinatore del progetto. Gli altri partner sono Triton Research, che è un soggetto privato che si occupa di conservazione dell'ambiente marino e di comunicazione e sensibilizzazione. Poi ci sono le università, i partner scientifici, l'Università di Genova e l'Università di Sassari, che si è occupata soprattutto degli aspetti genetici. Adesso vedremo anche questa componente essenziale del nostro progetto. Poi ci sono delle aree marine protette, il Parco Nazionale dell'Asinara in Sardegna e la società cooperativa Shoreline, che gestisce l'area marina protetta di Miramare a Trieste, e poi il partner sloveno National Institute of Biology, il NIB, che ha lavorato soprattutto in un altro parco nazionale, quello dello Strunian. E scopi e obiettivi del progetto sono stati già praticamente molto ben sintetizzati. Ovviamente era quello di tutelare la specie attraverso delle azioni attive proprio e anche molto innovative. In particolare, qui sintetizzo, poi ve le descrivo un po' meglio, le 2 che sono state citate, e cioè la traslocazione di individui adulti da zone in cui le popolazioni erano allora, al momento della predisposizione del progetto, ancora in buono stato di salute e anche con una discreta densità, i cosiddetti siti donatori, a zone in cui le popolazioni un tempo floride si trovavano in condizioni di degrado o comunque addirittura dove gli individui di pinna erano scomparsi, i cosiddetti siti riceventi. Questo in sintesi un po', diciamo, gli scopi e gli obiettivi del progetto. Adesso vediamo più nel dettaglio le attività che sono state svolte e quali sono stati i risultati effettivamente raggiunti. Allora, innanzitutto diciamo che il progetto
si può dividere in due fasi: una fase di preparazione, quindi di studio degli ambienti in cui si sarebbe poi andati a lavorare, e una fase successiva invece operativa, in cui sono state applicate le attività, sono state effettivamente realizzate le attività di cui vi parlavo prima. E questa prima fase di studio, di caratterizzazione degli ambienti è stata caratterizzata da monitoraggi dei fondali, monitoraggi fatti anche attraverso il ROV. Vedete quello strumento in alto a destra, è una telecamera subacquea che è stata acquistata proprio nell'ambito di questo progetto e che viene trainata con una fune dalla barca. Gli operatori sono in barca, questo strumento viene immerso e poi viene trainato e consente in tempo reale di vedere appunto i fondali. Ma sono stati fatti monitoraggi anche da parte degli operatori subacquei, sono stati fatti dei transetti mi pare di lunghezza di 100 metri per 6, distanziati di 25 metri, insomma seguendo dei protocolli di monitoraggio scientifici, quindi molto rigorosi dal punto di vista del rilievo dei dati, e per studiare appunto le zone dove avrebbero dovuto essere immesse le pinne, ma anche in generale per la ricerca di individui sopravvissuti di Pinna nobilis nelle aree di progetto. Sono stati anche allestiti dei collettori larvali, cioè delle strutture in grado di captare praticamente le larve di Pinna nobilis presenti nell'acqua, trasportate dalle correnti, in modo da prelevare i piccoli individui, le piccole larve, farle crescere all'interno di strutture protette che si chiamano lanternet, allo scopo poi di reimpiantarli anche in questo caso. E soprattutto sono state fatte delle analisi genetiche che hanno riguardato sia gli individui, per capire effettivamente la tipologia di infezione in corso, ma anche, questa sicuramente una curiosità, individui cosiddetti sentinella, che praticamente sono serviti per studiare la qualità delle acque, cioè prima di andare a trapiantare individui adulti nei siti riceventi occorreva studiare, essere certi che la qualità delle acque fosse valida, cioè che i patogeni non fossero in circolo. Per fare questo sono stati utilizzati altri individui, come per esempio i muscoli, le cozze piuttosto che le ostriche, cioè animali non protetti, che quindi poi potevano essere analizzati dal punto di vista genetico appunto dal nostro laboratorio di Sassari, dell'Università di Sassari. Nella fase 2 sono partite le attività, quelle più innovative di cui vi parlavo prima, quindi le vere e proprie traslocazioni. Per quanto riguarda la parte di riproduzione non anticipo niente, perché poi ve ne parlerà ampiamente Maria Chiara, e poi sono state effettuate delle attività di traslocazione, cioè di trasporto di individui adulti anche per molte centinaia di chilometri, e gli individui sono stati poi trapiantati come vedete in queste immagini, adottando anche dei sistemi di protezione per evitare che venissero scalzate dalle mareggiate oppure che venissero predate, e questi trapianti sono stati fatti in Liguria, nella zona di Capomortola, non so se ce l'avete presente, praticamente sono i fondali di fronte ai Giardini Emburi a Ventimiglia. Ecco, quella è stata una delle prime zone in cui sono state trapiantate le pinne, ma ne sono state trapiantate anche altre, sia nelle zone nell'Adriatico, lungo le coste del Friuli Venezia Giulia, nel Golfo di Trieste, anche lungo le coste slovene, e poi a fine progetto anche nei fondali dell'isola di Bergeggi. E poi è stato fatto un altro esperimento curioso, sono state prodotte delle pinne 3D con la stampante 3D appunto, e queste sagome sono state impiantate nei fondali di Bergeggi per fare uno studio sull'idrodinamica, per capire effettivamente quale fosse il luogo migliore per andare poi a impiantare gli individui veri, gli animali veri. E quindi insomma sono state fatte una serie di attività che hanno consentito di acquisire molte informazioni da questo punto di vista. Ecco, quali obiettivi sono stati realmente raggiunti? Allora, come anticipavamo prima con alcuni, nel corso del progetto la situazione di conservazione dello stato di salute delle popolazioni di pinna ancora esistenti in allora è notevolmente peggiorata. Anzi, c'è stato un vero e proprio tracollo, quindi si è creato proprio un problema anche di disponibilità di individui da utilizzare per questi trasferimenti, per questi trapianti, per cui
oggi non è stato possibile raggiungere i risultati sperati all'inizio del progetto, perché cioè sia in termini di riproduzione sia in termini di traslocazioni, perché gli individui a un certo punto erano davvero troppo pochi, e quindi si è scelto quei pochi di non continuare, diciamo, a insistere, anche perché non c'è ancora una certezza vera, come dicevo prima, sulle cause per cui gli individui, anche che apparentemente stavano bene, in alcuni casi poi si sono ammalati, quindi si è scelta questa strada cautelativa. Sono stati però raggiunti dei risultati eccezionali nel corso del progetto. Sicuramente uno dei più rilevanti, forse il più rilevante, riguarda lo stadio di sviluppo larvale in cattività, poi ve ne parlerà appunto la professoressa Chiantore, perché è stato raggiunto uno stadio di sviluppo mai raggiunto prima al mondo, quindi questo sicuramente è a mio avviso il risultato più importante che ha raggiunto il progetto. Poi sono state messe a punto delle tecniche forensi da parte dell'Università di Sassari, per esempio, sia per lo studio dei livelli di infezione di quel protozoo di cui vi parlavo prima, la Plosporidium pinne, ma sia anche per l'estrazione del DNA dagli organismi viventi in maniera non invasiva. Prima, per studiare questi organismi, occorreva prelevare dei frammenti del mantello, una parte del corpo di questi animali, che nella maggior parte dei casi non aveva conseguenze, ma è comunque, cioè un taglio è comunque una tecnica invasiva, per quanto minimale. Nell'ambito del progetto invece i ricercatori hanno messo a punto questa tecnica che consente di prelevare con un piccolo strumento simile a un cotton fioc, praticamente un campione di muco, che poi viene analizzato e consente di trarre delle conclusioni in termini di studio delle infezioni di questi animali senza diciamo, creargli assolutamente nessun tipo di problema. Poi sono stati messi a punto dei protocolli per tutte le attività che sono state svolte, quindi protocolli che sono stati pubblicati, quindi sono state delle pubblicazioni scientifiche che potranno andare a beneficio di altri ricercatori che vorranno continuare a studiare questo fenomeno, anche, diciamo, può darsi che noi stessi proseguiremo con un altro progetto in futuro, appunto, cioè tutte le attività sono state codificate e tutte le conquiste scientifiche che sono state raggiunte sono state pubblicate in modo da condividere appunto l'informazione a 360 gradi. Sono stati fatti dei trasferimenti per molte centinaia di chilometri, cosa che anche qui non si sapeva se gli individui sarebbero stati in grado di sopportare un tale viaggio, invece è andata bene, nel senso che poi sono sopravvissuti per mesi, anche se in alcuni casi poi sono morti successivamente per le infezioni, ma il trasporto non ha dato nessun problema. Anche questo è sicuramente un risultato. Io parlo sempre nell'ottica poi, cioè in prospettiva, nel contributo che comunque il progetto ha dato alla ricerca, e poi è stata creata una rete di networking a livello internazionale che è sicuramente anche questo uno dei risultati più rilevanti, perché diciamo, i ricercatori a livello mondiale si sono resi conto che diciamo, che l'unico modo per salvaguardare questa specie è mettere in condivisione le proprie conoscenze e lavorare gomito a gomito per cercare di fare più presto possibile. Quindi si è creato un gruppo di lavoro a livello internazionale che tutt'oggi è attivo e interagisce anche con quelle che sono le istituzioni che a livello europeo, per esempio, devono poi legiferare in materia di conservazione appunto di queste specie. Quindi questo sicuramente è un altro, sembra facile ma non lo è poi, diciamo, a lato pratico, quindi è sicuramente un grande risultato. Poi sono state fatte tante azioni di citizen science, quindi sono stati coinvolti anche i cittadini in tutto ciò. Perché in una situazione così grave anche, diciamo, tutte le segnalazioni possibili, anche del subacqueo ricreativo che va magari a farsi un giro e scopre la presenza di un individuo ancora vivo, è importantissimo. Quindi sono state fatte delle campagne di sensibilizzazione che hanno coinvolto i diving e comunque, insomma, anche chi fa attività di snorkeling banalmente, e hanno portato alla realizzazione di un portale che è ancora attivo. Dal sito del progetto si può accedere e si possono inviare segnalazioni con le foto. Queste segnalazioni vengono validate dai ricercatori e poi vengono inserite in questa cartografia.
sono stati fatti dei concorsi fotografici per cercare di portare il problema a conoscenza del maggior numero di persone, e quindi insomma sicuramente se ne è parlato parecchio, e questo è un bene, perché è importante che comunque se rimangono delle popolazioni residue da qualche parte e sconosciute vengano segnalate. Ecco. Ora il progetto è finito, l'impegno dei partner però non finisce qui, sicuramente perché comunque è previsto che venga redatto un afterlife plan, quindi un piano di dopo progetto che dura 5 anni. Quindi diciamo che i partner di un progetto LIFE si impegnano comunque per altri 5 anni. Ecco, i progetti LIFE non so se sapete cosa sono, ma il programma di finanziamento europeo LIFE finanzia appunto progetti che riguardano l'ambiente e il clima, in particolare i temi anche di conservazione della biodiversità, quindi è proprio un programma dedicato, e prevede che dopo diciamo, la fine del progetto i partner per altri 5 anni svolgano tutta una serie di attività per consolidare il lavoro che hanno fatto e far sì che ci sia una continuazione, che i risultati effettivamente rimangano. Quindi ci saranno tutta una serie di attività che fin da ora i partner si sono impegnati a portare avanti, e perché no anche, anzi quasi sicuramente ci saranno dei nuovi progetti che faranno tesoro dei risultati che sono stati raggiunti. Non vi tederei oltre, anche perché il tempo passa. Passerei la parola a Maria Chiara. Grazie, purtroppo appunto pare che il programma LIFE sia in chiusura, purtroppo, quindi che sia ancora un anno ancora di call, e poi purtroppo questo strumento, che appunto era stato proprio studiato per le specie, diciamo, di oggetto della direttiva Habitat, in sostanza la direttiva uccelli, certamente insomma dovrà essere un po' rivisitato. Io, se vogliamo, faccio un attimo un passo indietro, nel senso che, mi avvicino un attimo, vedo un po' meglio anche, inquadro praticamente il progetto LifePin all'interno del più ampio capitolo, diciamo, del restauro ecologico. Restauro ecologico, che cosa si intende? Restaurare, diciamo, gli ecosistemi, cosa significa? Significa sostanzialmente intervenire in maniera attiva a interrompere, diciamo, quella che è la degradazione degli ecosistemi, e anzi ad aiutare gli ecosistemi a reimmettersi in una traiettoria corretta, diciamo, di recupero della propria funzionalità. E diciamo, il restauro ecologico è qualcosa di cui si parla ormai da tanto tempo, sicuramente molto di più per gli ecosistemi terrestri, da molto meno tempo per gli ecosistemi marini, però diciamo è diventato di grande attualità in quest'ultimissimo anno, oserei dire, perché proprio ad agosto, 18 agosto dell'anno scorso, del 24, è entrata in vigore una legge europea, che è la Nature Restoration Regulation, che impone, vedremo tra un attimo, degli obiettivi veramente molto sfidanti. È una legge, quindi è proprio un regolamento europeo, quindi non è una direttiva che avrebbe bisogno di essere poi, diciamo, fatta propria dai Paesi membri, ma è quindi qualcosa che dal 18 agosto, una legge che dal 18 agosto impone degli obiettivi veramente molto precisi. Quali sono questi obiettivi? Come potete vedere da questa immagine, sostanzialmente di restaurare di qua al 2030, quindi domani praticamente, il 30% degli ecosistemi e delle aree disturbate. Al 2040 il 60%, al 2050 il 90% degli ecosistemi, ripeto, degradati in qualche modo. Con obiettivi poi specifici rispetto a dei target particolari, tipo, non so, gli impollinatori, gli ecosistemi agricoli. Naturalmente questa Nature Restoration Regulation si colloca all'interno di un panorama, diciamo, che nasce appunto con la direttiva Habitat, con la direttiva Uccelli ancora prima, e che con la Marine Strategy, quindi rappresenta un po', se vogliamo, un'evoluzione anche dell'attenzione europea inizialmente alla conservazione, e quindi, quando la conservazione non è più sufficiente, verso appunto un intervento di tipo attivo.
Per quanto riguarda gli ecosistemi marini, gli ecosistemi marini sono citati nell'articolo 5 di questa regulation e specificatamente dal punto di vista dei target, cioè delle percentuali che dobbiamo andare a restaurare nei prossimi decenni, sono le medesime che abbiamo citato un attimo fa e sono elencati, vedete, 7 gruppi di ecosistemi principali, quindi praterie di falerogame, foreste algali, il coralligeno, i merl, le shellfish beds, quindi le barriere fatte dai molluschi tipo in particolare le ostriche. Bene, quindi obiettivi veramente importanti, pesanti, però a livello mondiale non soltanto l'ecologia ma anche l'economia dicono che restaurare è importante, ha valore economico e qua poi non mi soffermo per parlare di crediti non solo di carbonio ma crediti di biodiversità, adesso si sta cominciando a parlare di crediti di biodiversità, ma certamente i conti fatti a livello mondiale ci dicono che per ogni euro, per ogni dollaro investito nel restauro, il ritorno economico dovrebbe essere dall'8 al 38 volte tanto. E considerate che appunto del benessere, sostanzialmente il PIL del nostro pianeta per quasi il 50% è garantito proprio dai servizi fornitici dagli ecosistemi naturali, per un valore totale di circa 44 trilioni di euro. Abbiamo prodotto anche recentemente un manualino su questo restauro della biodiversità. Mi sono dimenticata di dire nella prima slide che questa definizione che avete visto si colloca, è stata coniata se vogliamo dalla SER, che è la Society for Ecological Restoration, che è una società mondiale che si dedica appunto al restauro ecologico, che mette insieme ricercatori e practitioner, quindi gente che la implementa realmente queste azioni, e anche naturalmente decisori politici, amministrazioni e quant'altro. Quindi abbiamo sostanzialmente in qualche modo declinato quelli che sono i principi della SER in questo manuale appunto che abbiamo prodotto recentemente. In questa immagine semplicemente ho voluto fare dare un'idea di quanti progetti, questi sono stati progetti europei sostanzialmente che si sono occupati recentemente o che si stanno occupando in questo momento di restauro ecologico. Chiaramente c'è anche il nostro Life Pinna lì al centro, ma appunto sono molti e voglio citare un attimo anche il progetto che stiamo portando avanti. Anche qui siamo prossimi alla fine in realtà del progetto vero e proprio, ma il Centro Nazionale Biodiversità proseguirà. E quindi è proprio questa realtà che è nata all'interno del PNRR, è il Centro Nazionale appunto Biodiversità, al cui interno c'è tutta un'attività dedicata al restauro ecologico. Abbiamo tantissimi partner coinvolti naturalmente in questo progetto, quindi non c'è soltanto l'Università di Genova, ma veramente abbiamo una quindicina di partner, centri di ricerca, università in tutta Italia, e vedete che appunto stiamo lavorando su diversi di questi ecosistemi in diversi siti. E in questa immagine ho voluto semplicemente mostrare quanto ci sia parallelismo naturalmente tra quello che ci chiede la Nature Restoration Regulation, nella prima colonna, quella di sinistra, vedete appunto gli ecosistemi che la Nature Restoration Regulation ci chiede di restaurare, dall'altra parte che cosa stiamo facendo, come stiamo rispondendo, con quante specie, con quanti habitat stiamo rispondendo come Centro Nazionale Biodiversità. E sottolineo appunto la collaborazione con il progetto Life Pinna, perché appunto tra i target della Nature Restoration Regulation ci sono proprio le specie dell'allegato 4 e dell'allegato 2 della direttiva Habitat. Certamente per rendere sostenibile il restauro ecologico mi piace usare questo slogan che occorre riprodurre per restaurare, cioè il traslocare organismi, quindi avere un sito donatore, un sito ricevente, portare in giro individui adulti non è certamente la strategia più efficace, sia perché certamente si va incontro a delle mortalità importanti, certamente si va incontro comunque a un depauperamento del sito donatore naturalmente, e quindi
imparare a riprodurre le specie che vogliamo restaurare è fondamentale. A terra si fa così, a terra non è che spostiamo alberi, diciamo, per riforestare una foresta, non è che portiamo alberi da una parte all'altra, andiamo a piantare semi e otteniamo le piantine. E quindi, come vedete in questa immagine, abbiamo tante tecniche diciamo di riproduzione ormai che si stanno consolidando, sia per quanto riguarda le macroalghe, l'immagine che vedete al centro e in alto a destra. Ne avevo parlato in una precedente chiacchierata qui presso di voi. Abbiamo imparato a riprodurre una specie di nuovo di un mollusco, un gasteropode in questo caso, la Patella ferruginea, che appunto di nuovo specie è a rischio di estinzione. Abbiamo imparato a coltivare in cattività la Posidonia oceanica dai semi, e appunto questa immagine vi faccio vedere un attimo un video proprio che parla di questo restauro di Posidonia, che peraltro si collega naturalmente alla nostra Pinna nobilis, perché Pinna vive sostanzialmente nei posidonieti, è il suo habitat preferito, e quindi diciamo conservare i posidonieti è fondamentale anche per poter consentire il ripopolamento di Pinna nobilis. Qui vedete appunto le piantine. Tra i vari metodi che si possono implementare c'è appunto questo che stiamo sviluppando adesso, di seminare i frutti di Posidonia, i semi che si ottengono dai frutti di Posidonia, e li abbiamo adesso posizionati presso l'isola di Bergeggi. Questa invece è una tecnica più tradizionale ormai, che sarà quella di infilare sostanzialmente i fasci fogliari all'interno di biostuoi di cocco, una tecnica ormai più consolidata. Veniamo quindi finalmente a Pinna nobilis e cosa abbiamo fatto per quanto riguarda il riprodurre, per restaurare questa specie in particolare. Allora, come vi diceva Daniela, abbiamo già dovuto dall'inizio diciamo, fare un po' un cambio di programma, perché avevamo previsto di raccogliere diciamo, gli esemplari donatori, diciamo, quelli che avremmo utilizzato per la riproduzione dal Golfo di Trieste. Nel frattempo la moria ci ha anticipato, per cui se c'erano decine di migliaia di esemplari nel Golfo di Trieste, nel giro di un paio d'anni sono letteralmente scomparsi, cioè ridotti a pochissime decine. Questo per darvi un'idea della velocità con la quale questa moria sta intaccando le popolazioni. Quindi ci siamo dirottati, dopo tutta la serie naturalmente di approfondimenti, sulla laguna veneta, dove appunto in collaborazione con Shoreline, che ha citato prima Daniela, nel 2023 e nel 2024 abbiamo prelevato, vedete, un numero veramente molto esiguo di esemplari, cioè certamente contavamo di lavorare con un numero più cospicuo, ma purtroppo i numeri sono stati veramente contingentati dalla situazione appunto di questa moria che stava diventando sempre più pressante. Quindi 11 esemplari nel 23, 6 esemplari nel 24, mantenuti nel laboratorio che del CNR IBF, quindi l'Istituto di Biofisica a Camogli, dove ormai da una quindicina d'anni, devo dire, stiamo lavorando in grandissima collaborazione appunto per mettere in pratica vari progetti europei. Diceva un attimo fa Daniela che è un filtratore Pinna nobilis, quindi vuol dire che mangia quello che è presente nella colonna d'acqua, filtra, quindi il primo problema era dargli da mangiare, e una bestiola appunto di 50-60 centimetri di dimensioni filtra diversi migliaia di litri al giorno d'acqua, per cui appunto abbiamo dovuto fare un importante diciamo upscaling della produzione delle microalghe. Qui vedete appunto questi bioreattori, si chiamano questi contenitori, forse non si rende bene l'immagine, ma contengono 40 litri d'acqua ciascuno di questi, e quindi producevamo insomma, in maniera continua grandi quantità di microalghe, perché dovevamo giornalmente dare alcuni litri di queste coltura concentrata all'interno delle vasche, quindi colture in particolare di Chetoceros e di Isocrisis, quindi una diatomea e un flagellato, con l'aggiunta poi anche di una parte più proteica animale, perché poi appunto quando filtrano in natura non filtrano soltanto chiaramente microalghe, quindi abbiamo dato del mangime appunto a base anche di una parte diciamo animale, con questo mangime commerciale, e delle artemie decapsulate.
Bene, allora sia nel 23 che nel 24 siamo riusciti quindi a condurre delle fertilizzazioni. Allora, dicevamo appunto che il processo di riprodurre per restaurare prevede naturalmente che li facciamo riprodurre in cattività questi esemplari. Allora, i casi sono due: che emettano in condizioni naturali, cioè che emettano naturalmente, cioè portati in vasca, diciamo, rilasciano i gameti, oppure il processo chiamato spawning, che ne ha parlato poco fa Daniela. Quindi lo spawning poteva avvenire, diciamo, tra virgolette naturalmente, nel senso che in seguito al trasporto normalmente sono un po' stressati gli esemplari e quindi nei primi giorni sono in grado di emettere i gameti, oppure si sottopongono gli esemplari invece a dei trattamenti precisi in cui si induce l'emissione dei gameti. Quindi nel 2023 abbiamo avuto sostanzialmente soltanto degli spawning indotti naturalmente, quindi non abbiamo neanche avuto bisogno di stimolarli. Arrivati sostanzialmente a Camogli, nel nostro laboratorio, emettevano nelle prime decine di giorni naturalmente i gameti. Da questi quindi abbiamo ottenuto 3 autofertilizzazioni, quindi abbiamo avuto 3 eventi in cui siamo riusciti a mescolare gameti maschili e femminili e a ottenere quindi le nostre larve. Sottolineo anche questa discrepanza tra il numero di spawning e il numero di fertilizzazioni. Perché appunto alcune volte lo spawning lo faceva solo il maschio, o emetteva solo gameti maschili o solo i gameti femminili, e quindi non eravamo in grado di riuscire a ottenere insomma, la fertilizzazione. Inoltre l'autofertilizzazione, cioè scusatemi, l'emissione senza un'induzione con uno particolare stress rischia di essere una autofertilizzazione, perché come diceva prima Daniela sono degli organismi questi che possono essere simultaneamente maschi e femmine, per cui sono in grado anche di produrre direttamente delle uova già fertilizzate. E quindi nel caso in cui non potessimo essere noi a controllare questa emissione, ovviamente il rischio di un'autofertilizzazione è stata decisamente molto più elevata. Nel 2024 invece abbiamo avuto 2 eventi appunto naturali, se vogliamo, quindi dovuto allo stress di trasporto con un'autofertilizzazione, e abbiamo avuto modo invece di realizzare appunto delle induzioni allo spawning. Come facciamo a indurre allo spawning questo organismo? Lo facciamo come si fa in realtà per molti altri organismi, in particolare per altri bivalvi, tra cui per esempio il mitilo. Quindi semplicemente si sottopongono a continui, diciamo, sbalzi di temperatura, per cui vedete che mantenute a 21 gradi, diciamo, in condizioni ambientali, venivano spostati per circa 30-50 minuti per 4 volte, fino a 4 volte, a 18 gradi e a 26 gradi, quindi esponendoli a un delta di temperatura di 10 gradi. Quindi dopo questo caldo freddo, sostanzialmente senza grossa difficoltà effettivamente erano in grado di emettere i gameti. E qui vedete appunto il momento, una femmina che sta emettendo le uova, che appunto quando capite siamo in grado di controllare noi l'emissione, siamo in grado anche di raccogliere bene i gameti e quindi insomma trattare i gameti con la dovuta attenzione e realizzare le fertilizzazioni. Qui vedete diversi step dello sviluppo embrionale della larva della nostra pinna. E nel grafico che è indicato sotto si sottolineano sostanzialmente le grosse differenze che abbiamo avuto tra il 2023 e il 2024. Cioè nel 2023 siamo riusciti a ottenere, questa è una linea temporale, no? Quella che vedete in nero, quindi che va da 0 a 21 giorni di DPF, quindi days post fertilization, quindi stiamo guardando le prime 3 settimane dopo la fertilizzazione. Il primo anno, il 2023, è quello che vedete sopra con quella verde più chiaro, e come vedete lo sviluppo si è fermato a circa 9 giorni dalla fertilizzazione, con larve che avevano raggiunto circa gli 80-90 micron, come quelli che vedete lassù in cima a destra, con lo stadio che si chiama di larva. L'anno successivo siamo riusciti a tenere le larve ben più a lungo, arrivando fino a 21 giorni, e diciamo che dal 16° giorno in poi avevano raggiunto i 150 micron, quindi erano diventati lunghi praticamente il doppio rispetto a prima,
e avevano raggiunto soprattutto uno stadio diciamo di sviluppo larvale più avanzato, che è chiamato Early Umbo Stage. Quindi in entrambi gli anni, diciamo, siamo riusciti ad ottenere dei passaggi, diciamo, dello sviluppo larvale appunto mai raggiunti prima, in particolare appunto quello del 2024 è stato veramente il primo evento riportato in letteratura di questa fase dello sviluppo larvale. Allora, certamente abbiamo imparato anche a tenere meglio gli esemplari adulti in cattività, quindi Daniela appunto citava i protocolli che abbiamo sviluppato, no, di mantenimento anche e di traslocazione degli esemplari, e vedete quindi in rosso e in blu sostanzialmente la sopravvivenza nei 2 anni. Quindi in rosso vedete che la sopravvivenza nel 2023, insomma, dopo i primi 2 mesi, cioè tra giugno ed agosto, è pesantemente diminuita. La linea tratteggiata vi dice la temperatura, quindi avevamo una condizione di temperatura piuttosto alte nei locali, intorno ai 24 gradi, perché non eravamo stati in grado di condizionare sostanzialmente il laboratorio, e quindi vedete che appunto c'è stata nei primi 2 mesi un momento di sofferenza certamente, che non è avvenuto invece nel 2024, l'anno successivo, in blu, dove vedete che abbiamo avuto il 100% di sopravvivenza degli esemplari, mantenendo la temperatura, vedete la riga in blu, tratteggiata decisamente più bassa, intorno ai 20 gradi. Gli esemplari che abbiamo, che sono sopravvissuti, quindi parte di quelli del 23, tutti quelli del 24 erano tutti negativi ad Haplosporidium pinne, quindi durante tutto il nostro mantenimento in cattività c'è stato anche un continuo monitoraggio delle condizioni di questi esemplari, perché appunto c'era bisogno sia di essere sicuri che i siti riceventi fossero, se vogliamo, pathogen free, ma era anche necessario essere sicuri che gli esemplari che avremmo reintrodotto fossero a loro volta pathogen free, e quindi c'è stato tutto questo accurato diciamo monitoraggio dei patogeni con i colleghi naturalmente dell'Università di Sassari. Quindi gli esemplari appunto sopravvissuti negativi ad Haplosporidium sono stati poi portati nel 23 e nel 24 a Capomortola, quindi a Ventimiglia. Nel 2025, quindi diciamo all'inizio già di quest'anno, abbiamo cercato di fare qualcosa di ulteriormente diverso, e intanto sottolineo il fatto che questa cosa che è stata fatta proprio grazie a questo intenso networking che è stato realizzato tra il progetto LifePin e altri progetti, tra cui in particolare Pinnarca. Cioè, vorrei sottolineare proprio che in questo momento tutti i ricercatori mediterranei e non solo che si occupano di Pinna nobilis stanno collaborando in questo momento per cercare di porre un argine a questa decimazione, alla scomparsa di questa specie. In particolare abbiamo dei colleghi spagnoli e dei colleghi appunto croati e sloveni con i quali stiamo lavorando. Quindi in collaborazione tra Genova, Shoreline e l'Acquario di Pola abbiamo cercato di mantenere insieme nello stesso momento esemplari in cattività, applicando lo stesso protocollo tutti quanti di mantenimento e di accudimento e di induzione soprattutto alla maturazione. Perché cosa abbiamo voluto fare? Abbiamo voluto prendere gli esemplari in anticipo, quindi a gennaio, in modo da indurre la maturazione gonadica in cattività. Come potevamo farlo questo? Chiaramente facendo pensare agli esemplari di essere piano piano avanzanti verso l'estate, e quindi aumentando il fotoperiodo, quindi allungando le giornate da 10 a 18 ore di luce, aumentando progressivamente la temperatura da 12 a 20 gradi e chiaramente alimentandoli. E qua appunto da metà gennaio fino a maggio è andata avanti questa operazione, che è stata condotta appunto con 6-8 esemplari in tutte quante le località. In particolare a Genova avevamo 8 esemplari, vedete circa 25-30 cm di lunghezza, quindi anche piuttosto piccolini, e li abbiamo poi mantenuti con un sistema ormai sempre più avanzato. Ormai li stiamo alimentando automaticamente con dei distributori di cibo. Questi tubicini che vedete sono dei gocciolatori dai quali continuamente durante il giorno viene erogato il cibo appunto sempre fatto da microalghe. Abbiamo aggiunto anche un'altra specie, Tetraselmis, a questo mix, e poi appunto il solito mix di materiale invece animale.
Le cose non sono andate benissimo, nel senso che abbiamo ottenuto delle missioni, però intanto abbiamo avuto dei tassi di fertilizzazione molto modesti, mentre diciamo i tassi di fecondazione intendiamo dire la percentuale di uova che riescono a essere fertilizzate, quindi è chiaro che più è alto, più è vicino al 100%, più vuol dire che diciamo partiamo da un buon punto di partenza. Ecco, e cosa che accadeva quando l'esemplare è maturo, diciamo naturalmente, invece in questi esemplari mantenuti e fatti maturare in cattività il tasso di fertilizzazione, vedete, si aggirava tra il 9 e il 17%, quindi veramente bassissimo, e poi anche le larve non andavano avanti, cioè sostanzialmente si fermavano allo stadio di trocofora. Quindi questo è un po' diciamo la storia, un po' la stessa storia in un certo senso fino ad ora di quello che siamo riusciti a realizzare, però non sembra, ma sono degli avanzamenti molto importanti in effetti sulla conoscenza, sulla biologia di questa specie, quindi certamente, come diceva Daniela, abbiamo dei protocolli ormai consolidati, e sottolineo protocolli che appunto sono non soltanto su paper scientifici, ma su protocolli che vengono distribuiti a livello mediterraneo da UCN, da RACSPA, quindi da enti che proprio mettono in sinergia tutte le aree protette del Mediterraneo, quindi c'è veramente una condivisione, ecco, di questi approcci a livello di tutti i gestori del territorio marino in Mediterraneo. Abbiamo fatto dei passi avanti comunque molto importanti nello sviluppo larvale, dobbiamo capire, e su questo appunto c'è questa task force in questo momento attiva, proprio per capire come mai a un certo punto questo sviluppo larvale si ferma. Non c'è apparentemente motivo, nel senso il cibo, le condizioni sono sempre le stesse, ma evidentemente manca quel qualcosa che può portare avanti e portarli fino all'insediamento, e quindi proprio su questo stiamo ragionando anche sull'utilizzo per esempio della crioconservazione dei gameti, perché per i gameti maschili ormai per alcune specie di animali marini c'è il modo di congelare per esempio lo sperma, quindi questo potrebbe essere certamente un modo molto utile per poter diciamo consentire di aumentare anche la replicazione di questi esperimenti. Appunto già sottolineato questo intenso networking, e sottolineo anche una grandissima necessità di conoscere bene come funzionano i patogeni di questa specie, perché appunto ci siamo resi conto appunto che gli esemplari potevano anche diventare positivi, cioè quelli che morivano in cattività erano stati negativi fino all'ultimo momento e poi improvvisamente diventavano positivi, quindi evidentemente c'è anche una situazione in cui l'esemplare manifesta il patogeno, quindi il patogeno diventa numeroso, si moltiplica in maniera importante nell'esemplare sotto stress, quindi riuscire a mantenere in cattività gli esemplari veramente molto bene consente di ridurre, abbassare le possibilità che questi possano sviluppare il patogeno, e questa tecnica può anche servire per curare esemplari selvatici. Quindi i colleghi spagnoli stanno proprio mettendo a punto delle tecniche proprio per prendere gli esemplari selvatici e diciamo cercare di abbattere la virulenza dei patogeni, portandoli in cattività e abbassando la temperatura in modo da abbassare lo spread di questi patogeni. Quindi insomma diciamo che senza dubbio appunto la multidisciplinarietà e il lavoro di squadra come sempre effettivamente sono necessari più che mai per questa specie a serissimo rischio di estinzione. E con questo vi lasciamo i contatti del progetto e i social da poter seguire. Grazie per questa interessante rassegna. È una rapida rassegna di un lavoro che è durato molto, che ha coinvolto molte persone, molti laboratori, e anche il progetto è stato sviluppato da diversi punti di vista, non solo ecologico, biologia dello sviluppo, embriologia, genetica, no? Ho visto che c'è stato fatto un sequenziamento del DNA mitocondriale in parte, no? Andando a ricostruire la filogenesi di questa specie, esatto, e anche la sua diffusione in Mediterraneo. Esatto. Sempre importante anche per andare a trovare anche ceppi più o meno resistenti, e anche in un'ottica sempre di restauro è importante poi andare a individuare popolazioni che siano più compatibili da un punto di vista genetico con quelle
che si utilizzano come donatori. Sì, in apparenza può sembrare un lavoro particolare di difesa di una specie particolare, ma in effetti questo tipo di approccio nello studio della scomparsa di alcune specie marine è un approccio sicuramente vincente che permette di restaurare l'intero ambiente marino. Ci sono domande? Sì. Certo. Allora, io poi passo qua di da lei. Allora, complimenti per la relazione, molto interessante veramente. Ma io avevo una curiosità sul fatto che voi avete fatto vedere praticamente le popolazioni di Pinna nobilis nel Mediterraneo occidentale, essenzialmente ho visto Spagna, Italia, Grecia, ho visto. Mediterraneo orientale, com'è la situazione? Posso? Allora, Mediterraneo orientale, anche lì la situazione sta diventando critica, però ci sono, e appunto siamo in collaborazione anche con colleghi turchi, nel mare di Marmara, quindi nel mare che insomma tra i Dardanelli e il Bosforo, ci sono ancora delle popolazioni abbastanza importanti. Sì, adesso quindi lì potrebbe essere ancora una zona allora, perché in effetti non l'abbiamo forse detto abbastanza, ma la specie sta resistendo in ambienti un po' salmastri. Ok, quindi e soprattutto i colleghi spagnoli stanno appunto censendo i siti dove in Spagna e in Francia, insomma, che naturalmente compresa anche la Corsica, stanno censendo i siti dove ci sono ancora popolazioni di resistenti, ok? E certamente sono tutte lagune sostanzialmente. Anche il mare di Marmara è molto più dolce del Mediterraneo, il Mar Nero è dolcissimo, quindi certamente queste condizioni sono ancora un po' più favorevoli. Non è chiaro, non si sa se questa localizzazione degli individui resistenti in queste condizioni sia dovuta al fatto che geneticamente siano degli più resistenti a condizioni ambientali un po' più anche più variabili effettivamente, e che per caso questo li renda anche più resistenti ai patogeni, ecco. Oppure se invece effettivamente siano i patogeni a essere più in difficoltà in queste acque salmastre, e quindi certamente c'è da combinare appunto la genetica con un attento monitoraggio di questi siti. Ho visto, ma può darsi che non l'abbia visto. La questione invece le coste dell'Africa del Nord, no? Le coste mediterranee dell'Africa del Nord, la questione di temperatura, non si sviluppa lì la Pinna nobilis? No, non è che non c'è anche del Nord Africa, tant'è vero che appunto tutte le attività in collaborazione con RACSPA e come che dicevo prima sono appunto state fortemente volute, fatte in collaborazione con colleghi tunesini, magrebini, quindi certamente sì, anche da loro comunque assolutamente sta avanzando è generale, è diciamo iniziata questa ondata dal mare, come si dice, dal sud della Spagna, e è avanzato poi più che altro verso nord, ma ha interessato anche le coste meridionali, e poi appunto 2 o 3 anni dopo è entrato anche nel Mediterraneo orientale. Ci mancherebbe. Sì, buonasera. Volevo chiedere se questa modalità di restauro è già stata utilizzata in altre situazioni o è una prima in assoluto, ecco, non ho idea. Allora, ci mancherebbe, grazie per la domanda, anzi interessantissima. Allora, come ho fatto vedere in una slide precedente, diciamo il riprodurre per restaurare è qualcosa che in mare stiamo imparando a fare, ok? Quindi non sono tante in effetti le specie critical endangered, insomma quelle che vale la pena diciamo restaurare, che siamo in grado di coltivare e di far riprodurre, perché appunto per la maggior parte di queste specie non dico non conosciamo il ciclo vitale, ma non lo sappiamo gestire, ecco. Quindi al momento per alcune specie sì, e tra queste posso anche contare per esempio l'ostrica piatta, Ostrea edulis, è una specie che certamente è anche di interesse commerciale, ma è una specie che
è anzi oggetto anche di restauro ecologico, proprio perché un tempo, soprattutto in Adriatico, avevamo proprio dei letti ad ostriche che sono scomparsi naturalmente per la sovrappesca, per tutta l'azione delle reti a strascico sui fondali, e quindi è una specie sulla quale ormai diciamo è consolidato questo approccio, cioè di riprodurre per poter poi ottenere migliaia, milioni di esemplari da poter poi buttare in mare. Per altre specie animali direi che appunto pinna e patella ferruginea che vi avevo citato prima, a quanto ne so, diciamo tra le specie appunto endangered marine mi risultano le uniche. Certo si sta lavorando su altre specie, cioè sul polpo mi viene da dire si sta lavorando, per esempio, ma non è una specie particolarmente endangered, però anche lì non si è mica chiuso del tutto il ciclo, per esempio. E poi si sta lavorando su specie vegetali, su diverse, e perché effettivamente ho parlato di Posidonia, ma anche Cimodocea, Zostera, ormai sono piante, perché sono piante superiori, vi ricordo, di cui ormai si producono dai semi, si producono le piantine e possono quindi essere usate per riforestazioni marine. E per diverse specie algali ormai siamo in grado di diciamo realizzare le prime fasi diciamo di insediamento su dei substrati in cattività e poi trapiantare questi in natura. Quindi diciamo che ormai è un approccio che si sta consolidando. Resta appunto, per renderlo efficace, riuscire a chiudere il ciclo, che purtroppo non è per nulla semplice. Anche per patella ferruginea, per esempio, fu difficilissimo. Per i primi 2 o 3 anni non siamo assolutamente riusciti a far emettere i gameti, cioè non c'era verso di convincere patella a emettere i gameti. Quindi ogni specie ha le sue peculiarità, in questo caso invece è semplice far emettere i gameti, ma non è per nulla semplice poi mantenere la larva. Quindi bisogna riuscire a superare. Ma come è successo peraltro, perdonatemi, anche per le specie ittiche che alleviamo, cioè orate branzini negli anni 70-80 è stato tutto un tentativo ed errore per riuscire a imparare a riprodurle, no? E poi adesso le mangiamo ormai praticamente soltanto allevate. Ma in generale per gli invertebrati marini poco è conosciuto nello sviluppo embrionale. Sì, poco conosciuto, o magari è conosciuto però nel senso che si riescono magari a seguire alcuni step in cattività su piccoli numeri, però riuscire a ottenere proprio per delle specie bentoniche, quindi che vivono sul fondo, riuscire a superare la fase larvale non è per niente semplice. Per esempio il riccio di mare ormai è una specie che si riesce abbastanza bene a fare, però anche lì poi in realtà, tant'è vero che l'acquacoltura del riccio di mare ancora un po' di difficoltà a partire, perché poi un conto è produrne magari da un becker, un conto è produrne in decine di migliaia per... Poi le difficoltà non sono solo biologiche, ma mi sembra, per esempio per la patella ti abbiamo vista sbattere sulle scogliere di nervi a impiantare. Eravamo a Portofino. Patelle, Portofino. Eravamo non è facile anche quello, quel tipo di studio. Sì, certamente, anche appunto la reintroduzione degli individui adulti, appunto al di là del fatto che appunto è certamente un depauperamento per il sito donatore, ma poi impone effettivamente delle sfide grosse per gli esemplari trapiantati, per cui appunto avete visto, insomma, se parlavamo appunto adesso di patella, schiaffeggiate sugli scogli, insomma, prima che si attacchino bene, che abbiano trovato che si devono creare il loro home scar, quindi il loro buchino dove si incastrano perfettamente, quindi resistono meglio anche alle mareggiate. Non è facile. Pinna di nuovo la prendi, la infili nella sabbia e poi arriva il polpo, arriva la mareggiata, arriva appunto una situazione di idrodinamismo inatteso, oppure passa la rete o lo strumento da pesca sopra e si porta via tutto. Quindi la traslocazione in sé di pochi esemplari ritengo che sia assolutamente una strada che non ha senso perseguire. A raccogliere un certo numero di esemplari per poterli far riprodurre, questo secondo me c'è la strada che bisogna per forza percorrere. E lo si fa ormai anche per i coralli, per esempio. Ormai a parte che il corallo è più facile, magari si frammenta, si prendono dei pezzettini e poi dopo cresce.
Ma ormai per tante specie vengono anche proprio allevate in cattività, ecco, in Mar Rosso e quant'altro. Ci sono altre domande? Altre sì. Prego. Buonasera, avevo solo una curiosità. A che profondità si trova queste specie? La scienziata, È lo stesso, ne sa quanto ve Daniela, assolutamente. Diciamo che sta fondamentalmente nel Posidonieto, quindi la Posidonia la troviamo che lambisce la superficie fino a 30-40 metri di profondità. In Laguna Veneta, per esempio, se andate a vedere su Internet, ci sono delle immagini ormai datate in cui si vedevano le pinne che in bassa marea spuntavano dall'acqua, per cui diciamo che si trovano proprio da mezzo metro di profondità fino appunto a 30-40 metri. Adesso ecco una cosa che a cui non abbiamo accennato, la nicchia ecologica che Pinna nobilis sta lasciando libera, perché appunto scomparendo lascia spazio a qualcun altro, questo è quello che succede normalmente, no? E c'è un'altra specie, Pinna rudis, che è una specie tropicale, che però ormai era già naturalizzata in Mediterraneo, quindi insomma c'era già, ma era molto meno abbondante, diciamo quasi accidentale, si trovava anche un po' più sui fanghi, sulla roccia, quindi insomma non sempre condivideva l'habitat con Pinna nobilis. Adesso invece la stiamo trovando sempre più numerosa, per esempio anche in quegli impianti che avete visto di Posidonia, mi risulta che abbiano reclutato tantissimi piccoli esemplari di Pinna rudis. Quindi per carità, le specie vanno incontro a delle esplosioni demografiche, a delle regressioni improvvise, e la natura, diciamo, certamente l'uomo c'entra, come ha detto giustamente Daniela, tra le tante pressioni, certamente quelle che ha esercitato l'uomo nel tempo sono state importanti, ma in questo momento non è colpa dell'uomo, qua è una malattia appunto multifattoriale, e l'innalzamento delle temperature può darsi che stia effettivamente favorendolo, come questo spread, però appunto può essere che questa nicchia ecologica sia diciamo rioccupata da un'altra specie. Certo, Pinna rudis è un po' meno, banalmente meno grande di Pinna nobilis, cioè Pinna nobilis è appunto, dicevamo, raggiunge a 1,20 m, Pinna rudis è decisamente più piccola, e quindi sia come costruttrice di habitat, sia come capacità di depurazione delle acque, proprio la capacità di filtrazione, ovviamente è proporzionale al volume, no, del mollusco, quindi quanto più è grande ovviamente tanta più acqua filtra, tanto più pulisce il sistema. Quindi certamente non è esattamente la stessa cosa, diciamo che questa sostituzione, però diciamo la natura fa il suo corso. Grazie. Prego. Bene, ci sono altre domande? Sì, prego. Solo una conferma, curiosità, la vita media in natura 20-40 anni? Direi una ventina, direi sinceramente. 40 mi sembra tanto, direi più sulla ventina d'anni. Sì, direi una ventina d'anni. Allora, crescono molto velocemente all'inizio, cioè riescono a raggiungere, appunto parlavamo di collettori, no, con i quali si possono raccogliere le larve, e diciamo che già nel primo anno di vita possono tranquillamente raggiungere i 10-15 centimetri, però poi dopo la crescita diventa molto più lenta, e quindi direi 20-30 anni di longevità. Bene. Ci sono altre domande? Altre curiosità? No? Direi che con un po' di 1 o 2 pinne ci possiamo fare una bella mangiata. Purtroppo ce le hanno fatte, per quello il problema, per quello che negli anni appunto precedenti alla Moria era già entrata in condizioni di criticità, perché purtroppo. Quindi insomma ha anche questo aspetto positivo, che però influisce negativamente su se stesso. È chiaro. Bene. Come la patella, uguale. Come la patella anche, certo. La patella proprio mangiata. Bene, allora non mi resta che ringraziare le 2 relatrici, grazie per la vostra presentazione, per il lavoro che fate, speriamo che possiate continuarlo sicuramente sempre nel miglior modo possibile, anche con fondi il più possibile, perché senza quelli non si riesce a studiare, soprattutto sul campo come fate voi,
e quindi non mi resta che ringraziarvi ancora del vostro intervento e ringrazio tutto il pubblico e vi do l'appuntamento a giovedì. A giovedì avremo una conferenza di Massimo Verdoia dell'Università di Genova, nostro accademico, e di Marco Orsi, un geologo che è vicepresidente dell'Associazione Nazionale Impianti Geotermia. Si parlerà infatti di sistemi geotermici a bassa temperatura, un'alternativa rinnovabile e sostenibile anche in Liguria per la climatizzazione degli edifici. Bene, grazie e arrivederci, a giovedì. Buonasera.